Nel video di oggi andiamo a sdoganare un dogma, perché spesso in apertura si dice sviluppa i pezzi, arrocca, mette in comunicazione i torri. Ma perché si fanno queste cose? Intanto ti ricordo che se vuoi migliorare a scacchi trovi il libro Matto Scacco, la tua mossa vincente, su Amazon e in tutte le librerie. E guardiamo un po', mossa al bianco che si decide di catturare quella regina, questo pedone. Peccato che il nero adesso ha a disposizione regina in E4 con scacco, attacco doppio inevitabile, cade la torre. Se i pezzi leggeri fossero già stati tutti spostati dalla scacchiera, quindi immaginati che questo alfiere sarebbe stato via dalla casa di partenza e immaginati che il re avesse già arroccato, per esempio, portiamoci una mossa avanti, le torri sarebbero già state in comunicazione. Intanto, grazie a questa mossa, il bianco non avrebbe preso scacco perché il re era già al sicuro. Ma le torri sono in comunicazione, quindi si difendono tra di loro. Se tu hai il re al centro, non completi lo sviluppo, puoi cadere trappole di queste cose. Quindi i principi sono sacrosanti. Spero di averti dato una piccola dimostrazione del perché è bene seguirli. Quindi in apertura devi mettere i pedoni sul centro, tirare fuori i tuoi pezzi il prima possibile e arroccare il prima possibile.